Il 1° settembre di 17 anni fa, come abbiamo ricordato ieri nel servizio del direttore Arturo Cantella, veniva rapita a Mazara del Vallo Denise Pipitone. Un mistero lungo 17 anni e nessuno avrebbe immaginato che a finire sotto inchiesta per false dichiarazioni potesse essere uno dei magistrati che si era occupato del caso. Lei sotto processo, mentre degli autori del sequestro nessuna traccia e nessun procedimento perché nessuno aiuta la giustizia. Ieri abbiamo ascoltato la mamma Piera Maggio. Oggi vi proponiamo l'intervista che abbiamo realizzato ad Agrigento con l'avvocato Giacomo Frazzitta. Intanto un altro anniversario trascorre nell'assoluta omertà. Avvocato Frazzitta, mettere passione nel lavoro. Lei ha messo e mette tanta passione per il caso Denise. Sì, è chiaro che questo è un caso che tocca innanzitutto le corde di noi genitori e quindi quando vi è coinvolto un bambino in una storia triste e brutta come quella che comunque ha coinvolto Denise Pipitone, oltre all'aspetto tecnico-giuridico è chiaro che metti passione a cercare la verità. Siamo contenti di essere oggi qui perché comunque è anche un modo questo per tenere alta l'attenzione sul caso di Denise Pipitone. L'unico vero premio sarebbe trovare Denise o comunque un altro premio sarebbe almeno avere la verità sul rapimento di Denise Pipitone e vedere i colpevoli condannati. Questo purtroppo ancora oggi noi non lo abbiamo ed è quello che richiediamo, colpevoli e verità. Oggi Agrigento sta facendo veramente una bella carezza alla mamma Coraggio Piera Maggio, a tutti noi che abbiamo da sempre lottato e ringraziamo il patrono Lelio Castaldo per questa carezza che oggi dà e serve per tenere alta l'attenzione. Ecco avvocato, io non le voglio chiedere un commento, fare un commento, un magistrato che ha indagato sul caso Denise che è indagato. Noi rispettiamo la magistratura sempre e comunque perché è uno dei pilastri istituzionali del nostro sistema democratico, quindi abbiamo sempre avuto fiducia anche quando non abbiamo raggiunto gli obiettivi. Abbiamo sempre detto il giorno stesso in cui c'è stata la sentenza della Suprema Corte che noi rispettavamo la sentenza della Suprema Corte perché in Italia c'è bisogno comunque di certezze anche quando queste ci danno immense incertezze come nel nostro caso.